Marco Boscani. Leonardo. Oh, Leonardo. Famiglia Boscani. Famiglia Boscani, va bene. Allora, Leonardo, sei stato a Parigi, com'è andato? Bella, solare, affascinante, multietnica. E poi c'era questa cosa lunga, tutta illuminata. Sembrava una grande torre di ferro, non avevo mai visto una cosa così bella. Bellissima. Questa tua uscita artistica, riassumila in 2 battute. Questo del volo. Ah, bisogna ricreare, ricostruire, rinascere. O no? Allora, a che punto sei con l'arte? C'è ancora spazio per gli artisti? Non lo so, io non trovo più spazio da nessuna parte, neanche in casa, è tutto incasinato, materiali, disegni, fogli, incontri, persone. Non abbiamo più spazio, ci devono dare un grande spazio, una factory, non so, dalle parti di Bordigiana. Parigi c'è più ascolto, Sì. più attenzione. E poi c'è l'Europa nuova, l'Europa del futuro, queste contaminazioni di razze, di popoli, di gente che è il futuro dell'Europa. Se uno vuol visitarti, che cosa deve cercare? Su internet, no? www.org, agenzia di viaggi clandestini.